Rieccoci amici sul corso nel salotto di Brescia con la signora Rina ed il signor Gianni. Gianni. Senta signor Gianni, interroghiamo lei, dai, provi a leggere questo. Ogni bella scarpa dentro un abbrotossato, giustamente. Cioè? Non lo dovrei dire. No, nessun riferimento, per carità. Cioè che le belle cose a lungo andare svaniscono, sfioriscono, diciamo, dai. Esatto, come le cose, speriamo, le persone no, sempre belle. Invito le persone. Come c'era il proverbio, no? Come che era bella un fasso, Brutta un piasso. E non è vero, non è sempre Ve così. l'abbiamo già raccontato. Oggi raccontiamo questo, però tra pochissimo, restate qui, grazie. C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati, siamo prontissimi per iniziare. Ora un giretto veloce nella Pinacoteca Tosio Martinengo perché vogliamo ammirare un'opera di Giovan Battista Sassoferrato, una Madonna con bambino e San Giovannino. E poi il proverbio. Ecco la Madonna con il bambino e San Giovannino del pittore marchigiano Giovan Battista Salvi, detto Sassoferrato. La scena ambientata in un vasto paesaggio è dominata da figure solide e monumentali. La Vergine cinge delicatamente il bambino, intento a giocare con il velo, mentre San Giovannino rivolge lo sguardo allo spettatore e lo invita con il gesto della mano destra a meditare sul sacrificio di Cristo. L'equilibrio della composizione, le ombre delicate e i colori neutri collocano la tela nel periodo di formazione del pittore e sottolineano il suo interesse verso i maestri fiorentini del primo Cinquecento. In particolare la tela è la copia di un'opera perduta di Andrea del Sarto. Allora, il detto di oggi è verità, non è un proverbio, dai, ogni bella scarpa la diventa una brutta saata. Vuol dire che con l'età che avanza si diventa una brutta saata. Ma lei è una bella scarpa o lei è una brutta saata? Glielo dico, cos'è? Beh, né uno né l'altro. Secondo me, Valerio, lei ha ancora una bella scarpa con una lucidatina, eh? Una lucidatina va bene. Significa che una scarpa con l'usura diventa una ciabatta, quindi si rovina. Quindi anche noi poco alla volta. Un po' alla volta anche noi ci deterioriamo, da giovani siamo tutti belli e poi un po' alla volta. Voi siete ancora bellissime, giovanissime. Costruirci tutte queste rughe. Ma che aruga la mamma? No. La signora Celestina e la signora Rosa, non mi sembra vero, guardate. Cioè darei non so che cosa per invecchiare così come voi, al sole, belle, giovani. Quanti? No, non si chiede l'età alle signore, però se lo dice lei e non glielo chiedo, faccio bella figura. Mi dica. Non glielo dico allora, perché sennò... Domenica scorsa ho compiuto i 90. Ma davvero? Cioè, ma congratulazioni. Ogni bella scarpa la diventa una brutta saata. Lei che ha 90 anni non è ancora una brutta saata. No, anzi. Che significa? Significa che fa ancora successo. Siamo ancora la nostra figura, ecco. Che capille siure! Che mi sbatto giù adesso. Ciao. Ma quindi niente, siamo ancora a caccia. Ciao. D'accordo. La signora Sara e la signora Giusi, ma che belle donne che ci sono a spasso per Brescia. Sempre a spasso in coppia voi, no? Sì, sempre, Tua amica. quando possiamo. Signora Sara, devo interrogarla su questo. Ogni bella scarpa la diventa una brutta saata. Sì, ogni bella scarpa diventa una brutta Ciabatta. Cioè? Cioè? No, lei è sempre una bellissima scarpa, per carità di Dio. La ciabatta, quella che si usa in casa, quella per andare in giardino. Sì, però la signora Sara ha ciabatte di classe, vero? Direi di sì. Chiara e Francesca allo shopping, rapite dallo shopping. Poi vi faccio andare,
Va bene. Mi raccomando. Senti Chiara, ogni bella scarpa la diventa una brutta salata. Allora ogni bella scarpa diventa una brutta ciabatta. Che significa? Significa che prima le scarpe sono belle, poi a forza di usarle anche quelle deperiscono, cioè si consumano. Quindi fai bene a comprarne tante. Certo. Ci vogliono tante scarpe negli armadi delle... Siete d'accordo? altrimenti si rovinano, poi che facciamo? Per le scarpe guai. Come? Bastano mai. Prego. Le scarpe non bastano mai. E gli uomini? No, gli uomini si può vivere anche senza. Spieghiamolo allora, ogni bella scarpa la diventa una brutta salata. Ogni bella scarpa prima o poi diventa una brutta ciabatta. Qualsiasi cosa a nostra disposizione è destinato a rovinarsi e insomma a consumarsi col tempo e a diventare così una brutta salata. Un pochetto anche noi. Grazie, arrivederci.